Ciao. Ciao Paolo. È quello che fai. Difendi il Giustinian! Sindaco, fai il tuo dovere! Difendi il Giustinian! E tutti, come promesso in campo Santa Margherita, l'altra tappa di mobilitazione è qui a Caposettio. Io vorrei ringraziare tutti coloro che in questi giorni ci hanno appoggiato. Innanzitutto le ragazze di Capofoscari dell'Isca, i ragazzi della Morion, le varie associazioni, inutile elencarle, per cui anche oggi noi siamo per difendere il Giustinian, per difendere la sanità pubblica, per difendere Venezia. Stranamente la Presidente del Consiglio Comunale ci farà intervenire. In quella sede, lo anticipo, ci soffermeremo sulla variante dell'ex ospedale al mare, perché ormai quell'area in degrado sta facendo sì che l'isola del Lido stia perdendo residenti. Il direttore generale della USL si sta impoverendo, stiamo perdendo anche lì servizi sociosanitari, ma anche nel privato. Basta guardare il depauperamento dei servizi all'interno dell'IRCS di San Camillo.
e il direttore generale ci aveva l'altro giorno in commissione garantita la cassa della comunità. Però noi stasera avviseremo i consiglieri comunali che il direttore generale sta consumando 31 milioni di euro per le casse della comunità, non prevedendo nessuna casa della comunità nel centro storico, il luogo più idoneo per morfologia, per demografia, per peculiarità ad avere la casa della comunità. 0 euro alla casa della comunità del Lido, nulla, se non qualche fantomatica promessa di una casa della comunità all'interno dell'ospedale civile. Bisogna dire al direttore generale che in questo modo perdiamo anche il distretto sociosanitario previsto dal decreto ministeriale 77. Insomma, c'è tutta una strategia proprio di colpire i ceti più abbisognosi del diritto alla cura, gli anziani, i cronici, i veneziani. Questo è lo scopo del direttore generale, che va ad inaugurare istituti di sanità privata. Vergogna! E la situazione più grave, purtroppo, a detta dello stesso direttore generale, a detto della stessa assessora Lanzarin, c'è il consenso del Consiglio Comunale. Possibile che questi signori non ci siano? Noi continueremo a difendere il Giustinian, noi continueremo a difendere la sanità pubblica, noi continueremo a difendere Venezia dallo scippo, dall'ennesimo scippo dei pescecani voraci e feroci. Saremo qui fino alle 5:30, dopodiché entreremo fino a capienza legata alla sicurezza statica della sala, in sala del Consiglio Comunale per fare l'intervento. Attenetevi alla raccomandazione, non lo posso dire qua in pubblico, se no la cosa svanisce. Per cui non entrate per piacere, entreremo alle 5:30, faremo l'intervento, poi ovviamente la sorpresa finale per avvisare i consiglieri comunali che il Giustinian non si tocca. Ultime due cose. Io penso che valga la pena di stare dietro alle dichiarazioni del senatore Speranzoni. Sappiamo bene che tra noi e lui c'è una distanza abissale, però ha preso posizione, così come ha preso posizione, ha mostrato solidarietà l'assessore Boraso. Noi dobbiamo creare queste contraddizioni all'interno della maggioranza, così come l'abbiamo fatto, se vi ricordate, con l'ospedale civile il 31 marzo del 2019, dove volevano declassare il civile da ospedale di rete ad ospedale di base. Quindi c'è tanto da fare. Per noi il Giustinian è il simbolo della garanzia del diritto alle cure, così come previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Scusate, io rappresento gli amici di Giustinian, ma rappresento anche un po' la sanità, un po' il sociale di Venezia. Io volevo basarmi su due cose importanti. Noi siamo qui come democrazia partecipata, non vogliamo fare a un certo punto guerre e robe contro nessuno, in quanto la sanità è di tutti, la sanità è di destra, di sinistra, di centro. La sanità è di tutti, non possiamo noi
dimenticare che Venezia è stata abbandonata e sarà abbandonata. Come diceva l'amico Salvatore, al Lido abbiamo scritto anche sui giornali, non danno neanche una lira e non c'è nessun progetto. C'è sempre qualcuno che vuole a un certo punto rovinare la festa. Per noi oggi è una grande festa perché siamo tutti uniti e i veneziani si stanno svegliando. Noi abbiamo chiesto, finalmente i veneziani stanno capendo che vogliono toglierci tutta la vita, la vitalità di Venezia. Cosa molto importante che noi abbiamo proposto anche al Consiglio regionale e oggi lo diremo anche in Consiglio comunale, di modificare la delibera regionale che prevede che la casa di comunità venga messa presso non l'ospedale, ma la legge regionale dice presso il poliambulatorio del civile. Quindi già la regione ha classificato l'ospedale di Venezia come poliambulatorio, quindi non come ospedale. Ha declassato l'ospedale di Venezia poliambulatorio. Noi diciamo che questa delibera regionale deve essere modificata in tal senso. È facilissimo, basta dire che venga istituita la casa della comunità presso l'ex distretto ospedale Giustiniano. È facilissimo, basta una modifica della giustizia. L'importante è questo, che noi continueremo a combattere, e volevo anche dire che c'è anche il problema, abbiamo ricevuto molte lettere, dei medici di base. C'è una critica, una carenza famosa dei medici di base che non possiamo più andare avanti. E noi non possiamo a un certo punto vedere che le persone che senza aspettare mesi e mesi per una visita o un esame vanno a pagare poi negli collaboratori privati. A Mestre sarà costruito un grosso grande ospedale che farà concorrenza all'angelo. Ecco, siamo arrivati a questo tipo. Ragazzi, diamoci da fare e combattiamo. Grazie. Qualche minuto fa abbiamo avuto l'esempio perfetto delle persone che sono in consiglio comunale che quando vedono qualcuno che protesta dice semplicemente andate a lavorare, come se noi ci divertissimo a dover protestare per continuare a dover difendere i diritti minimi all'interno di questa città, perché è questo che stiamo facendo. Stiamo chiedendo una casa di comunità, stiamo chiedendo che venga salvato il Giustinian, perché è inutile che continuino a prenderci in giro dicendo che non è vero che toglieranno i servizi, perché togliere i maggiori servizi del Giustinian per spostarli al civile è eliminare il Giustinian. Non abbiamo bisogno di continuare a vedere una centralizzazione della sanità, anzi noi vogliamo dire giù le mani dal Giustinian e molto più del Giustinian. È appena stato detto, la sanità di prossimità, non possiamo dover continuare a combattere ogni giorno contro la continua privatizzazione all'interno di questa città, che è la privatizzazione della sanità, è la privatizzazione di tutti gli spazi pubblici, perché non ci sono più spazi pubblici per i cittadini e per le cittadine per continuare a trovarci. E ecco appunto abbiamo avuto l'esempio lampante di quei partiti per i quali invece la privatizzazione è il cavallo di battaglia. Non vogliamo continuare a sentirci dire che sì, che bello, apriamo le cliniche private, poi chi ha soldi può andare lì, non deve fare le code, e chi non ha soldi invece deve aspettare mesi. Ecco, è incredibile secondo me che dobbiamo continuare a farci sentire. Per questo noi dovremmo scendere in piazza per chiedere di più, per chiedere dei miglioramenti, non per dire no al tornare indietro. Questo non possiamo continuare a farlo, e lo stiamo facendo su ogni singola cosa che riguarda questa città, che sia la sanità, che sia un ticket d'ingresso, che siano le navi. Non è questo, sono due modelli di città contro i quali noi stiamo combattendo contro quel modello di città per il quale i cittadini sono solo qualcosa che dà fastidio, che deve andarsene. No, ecco, io credo che siamo qui oggi, eravamo in piazza il 6 maggio per dire che noi ci siamo, resteremo, che siamo qui oggi e torneremo tutte le volte che sarà necessario. Che non possono passare in questi 10 metri quadrati, che sono due caldi che potrebbero tranquillamente bloccare in entrata e in uscita. Ma cosa mi dite?
Ma bloccate! Ma è giusto! Faccia bloccare la strada! Pubblica, e non si può vedere che passino di qua così. Ma quando si fanno manifestazioni sulle strade? Il passaggio non si può bloccare, io per passare dove vuoi. Voi si manifestano liberamente, Ma noi siamo cittadini veneziani e non abbiamo altro che questa città, ok? I turisti possono fare anche il giro più largo. C'è una strada di 2 metri. Vogliamo parlare dei plateatici? Cioè non possiamo più vivere la carnevale, scusa, non vorrei dire. Carnevale, e sabato e domenica, chiusi in casa perché c'è massa gente. Ma dove siamo? Cioè, non possiamo avere 2 pesi e 2 misure. A me basterebbe che parlasse Salvatore, cioè. O che vai in finestra come Doge. Sì, che vorrei che per Vaporetti lo capissero quei turisti che L'Europa, quindi l'Unione Europea, ha molte delibere e molte misure a favore della sanità pubblica, non solo italiana naturalmente, ma nazionale di tutti i Paesi membri. Quindi il fatto di mettere le mani sul Giustiniani, di dare anche per esempio agli studenti universitari in mano una polizza che in caso di malattia li porta nelle cliniche private, sono tutte misure che vanno contro la normativa europea. Ciao a tutte e tutti, io sono Giulia del collettivo universitario e appunto siamo appena stati citati come studenti e studentesse che vivono in questa città e noi, come diceva Federica del Morion prima, facciamo fatica a vivere questa città. Noi scendiamo in piazza ogni giorno per cercare di vivere questa città, a partire dalla difficoltà di avere un medico di base, quindi una sanità pubblica che si prenda cura di noi in questa città, a finire con il tetto sopra la testa che non riusciamo ad avere in questa città. Ecco, ovviamente veniamo considerati persone di passaggio su questo territorio, però forse non si rendono tutti conto che noi non vogliamo essere solo persone di passaggio. Sì. Allora, hanno chiesto la presenza per l'intervento, per cui una alla volta vi registrate in portineria e salite sopra, portandovi il foglio in A3. La nostra richiesta di essere auditi. Intervengo in duplice veste di Presidente del Comitato Ambientalista Altrolido e come portavoce del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana. Innanzitutto esprimiamo una valutazione positiva sulla idea di realizzazione nell'area dell'ex ospedale al mare di farne un parco tecnologico con un forte investimento privato che sicuramente contribuirà non solo alla riqualificazione dell'area ma alla rigenerazione di un tessuto sociale e economico dell'isola di Lido, oggi in continuo declino. Senza casa della comunità, senza distretto sociosanitario e trasferimento di importanti servizi sanitari da Giustiniana al civile, quali quelli che contengono grandi spazi, tipo la specialistica ambulatoriale e la radiologia, già presenti questi servizi all'interno del civile. Quindi un taglio alla sanità di prossimità, oggi con 3 poli e domani solo con 2, civile e Lido di Venezia, monologo. A Giustiniano invece, secondo le intenzioni della USL, rimarranno quelle attività residuali che possono essere concentrate nello spazio oggi riservate al SED. Mi sono permesso di portare questa fotografia aerea per farvi capire che il direttore generale vuole trasferire i servizi residuali in questa parte dove oggi ospita il SED e lasciare completamente libero tutta la parte del complesso. Così le chiedono. Noi continueremo a difendere Giustiniano, per difendere la sanità pubblica, per difendere Venezia dall'ennesimo scippo ad opera dei soliti pescecani feroci e coraggiosi. Grazie mille. Giù le mani dal Giustiniano.
giù le mani da Giustiniani, giù le mani da Giustiniani, le mani da Giustiniani, giù le mani da Giustiniani, giù le mani da Giustiniani, giù le mani da Giustiniani.